Sono entrato nel mondo del vino per caso. Io venivo da un mondo completamente diverso, che era quello dei lavori pubblici. Poi un giorno una persona che si chiama Silvio Ierman mi ha chiamato per seguire la progettazione e la costruzione della sua nuova cantina. E da lì, tra virgolette, causa di Silvio, cioè il merito di Silvio, per me è stato un maestro nel campo del vino, mi ha insegnato tante cose, ma soprattutto mi ha trasmesso quella passione che tu hai sentito fino ad oggi, fino a questo momento, perché sia il signor Gigi Valle che Alberto Fagiani parlano di passione e questa passione me l'ha trasmessa. E cosa ho fatto? Ho abbandonato completamente il mondo dei lavori pubblici e mi sono dedicato, assieme ad altri amici professionisti, a seguire la progettazione e realizzazione dei cantine vinicole. Quando tu inizi un rapporto, ti incontri con un produttore, la prima cosa che fa questa persona è raccontarti la sua storia, che può essere una storia che deriva dagli avi, da tante generazioni, oppure anche recente, non importa, però ti coinvolge in una passione. È quello che mi ha coinvolto, che mi ha fatto scegliere di abbandonare un percorso e di prendere questo. E piano piano, entrando in questo mondo, dalla porta di servizio, ripeto come vi ho detto prima, mi sto appassionando sempre di più, mi appassiono anche poi al prodotto, perché io dico sempre che il vino è un sogno imbottigliato, va imbottigliato e poi stappato con gli amori. Nelle famiglie, produttori di vino, i figli nascono a contatto direttamente col prodotto alla fine e soprattutto i genitori spesso sono bravi a portare i figli a continuare questa tradizione e soprattutto avere questa passione, perché da quello che così posso dire io, che non sono un produttore di vino, ma non sono nato nel mondo del vino, ma tutto in un altro mondo, mi sono approcciato per lavoro poi in questo mondo e adesso mi è appassionato, è appunto la passione. Ci sono tantissime donne che sono avvicinate anche alla produzione, soprattutto figlie di produttori che si sono avvicinate a questa attività e anche tantissime altre persone, perché come diceva prima Alberto Fagiani, il vino lega, il vino unisce, il vino ti fa dire magari qualche cosa che normalmente non lo diresti. I romani l'avevano già detto, il vino veritas, dunque ti aiuta un po' a liberarti di qualche pregiudizio, a parlare molto più volentieri con le persone. Il friulano è anche un po' modesto, non ama molto esporsi e raccontare e ingloriarsi, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, è un po' chiuso, io lo chiamo chiuso, cerca di vivere il suo territorio e non trasmettere spesso all'esterno quello che lui sa fare o sa come vivere, sa come produrre. Questo è un po' il limite che io do, non a tutti i friulani, per l'amore di Dio, non a tutti i produttori, c'è qualcuno che invece è molto avanti. Secondo me questo limite è proprio della terra, no? Una terra che è sempre stata invasa da tutti, da tutto, sempre, per questo si cercano sempre di proteggere.